Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ben ritrovati amici di Mattoscacco, continuano la serie a lezione col Geme. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi faremo delle domande su una mia partita giocata 12 anni fa, torneo di Livigno, quarto turno contro Arkady Rothstein, giocatore abbastanza forte che all'epoca aveva 2542 io avevo il bianco e quindi iniziamo e non ti faccio... ti posso fare qual è la migliore adesso? Sappiamo che ce n'è solo una. Tu eri col nero? Io avevo il bianco. Ah, avevi il bianco, ok. Allora direi di 4. Ho giocato E4 questa volta. Volte 4, pensa. Scacchi sono belli perché sono vari, no? Via. Ok, e lui gioca la siciliana, anche se siamo al nord Italia, Livigno, con la neve. Con la neve, esatto. Okay, cavallo F3, E6. A questo punto qua D4 è la siciliana aperta, qua gioco C4. L'idea di C4 è impostare, giocare D4 in modo ritardato e giocare una formazione Maroczy, no? Dove il pedone in C4 restringe le spinte di rottura in B5 e in D5. Che lui gioca a cavallo C6, cavallo C3, cavallo F6, qua alfiere E2. Lui gioca a 6, gioco a rocco corto, lui gioca a donna C7 e a questo punto gioco di 4, C per D, cavallo per D e giochiamo in una specie, entriamo in una specie di struttura tipo siciliana aperta ma col pedone in C4 che secondo me a volte può aiutare. Ok, cavallo per D4, per D4, a questo punto il nero gioca una mossa strana, no? Perché di solito tipo D6, alfiere 7 al rocco è tipico, no? Il nero gioca alfiere E6, è alfiere D6. Ah. Strano, no? Però ok, adesso domanda. Qual è la minaccia del nero e come giocare da bianco? Ok, la minaccia è l'attacco su H2. Mm-hmm. E abbiamo due possibilità difensive. Una che è questa, H3. L'altra è G3. Anzi, no, in realtà c'è anche F4 da prendere in considerazione. Quindi, secondo me, tra le candidate queste qui. H3 onestamente non mi dispiace mai, perché comunque toglie questa minaccia definitivamente e blocca eventualmente anche il cavallo e robe varie, no? A meno che lui non abbia giochini soliti di questo tipo qui. G3 magari indebolisce un pochettino, ci vorrebbe forse l'alfiere in fianchetto per dargli senso. Ed F4 sembra abbastanza forte, forse E5, E5, cattura, no, non mi piace più F4 in questa situazione. F4, E5, F4, E5, cattura. Boh, la donna si deve togliere. E perdiamo il pedone in H2. E quindi? Quindi non funziona. Sì, dai, vado. Potrei votare H3. Certo che però il 5 del nero è pericolosa, no? Che si apre molto la sua posizione. E qua allora F4, cioè tutta l'analisi va bene, il bianco vuole fare F4. In realtà c'è un piccolo dettaglio che non penso che sia E5, penso che sia alfiere C5 che è leggermente preoccupante. Sì, in effetti.
No, su E5 potremmo essere felici lo stesso, cioè, ne frega, no? Però alfiere C5, Forse, eh, forse... G3 e H3 ci stanno, però a volte potrebbero indebolire l'arrocco e comunque non posso fare F4. Ho giocato una difesa in diretta che era H1. Perché Perfetto. così H2 non, perché voglio giocare F4 senza assumermi inchiodature. Qualora cattura in H2 intrappolo l'alfiere. Ovviamente può dare l'alfiere sui 3 pedoni. Sembra anche che il mio re è esposto, ma in realtà l'unico attaccante è la donna. Tutti questi pezzi sono passivi e per effetto, dopo per esempio alfiere F4, la posizione bianca qua è completamente vinta per l'iniziativa. Cioè il bianco che qua avrà in breve un'iniziativa decisiva. Non so se Pensate... hai non so se hai dei dubbi o se sei d'accordo. Sì, No, che no, non ci sono no, pezzi attivi del nero. è vero, è vero. Non so, E5, cavallo E4 di 6, oppure alfiere G3, torre H1, torre F1, non so, Sì, cioè, sì, stai certo. completamente vinta. Donna E3, alfiere G5 per intrappolare la Sì. donna, non ha pezzi attivi il nero. Ecco, è coraggiosa comunque come, come scelta. Ok, sì. Nero gioca alfiere E5, interessante, sviluppa qualche alfiere, donna di 3, e ora arrocca corto. Quindi adesso il nero è riuscito a mettere il suo re al sicuro. Se ora troverà il tempo di sviluppare l'alfiere Campochiaro, otterrà un'ottima posizione. Bisogna agire subito. Sì. Ora, cosa giocheresti qua in questa... Ah, e poi c'è anche un altro fattore che magari a volte il nero può voler prendere in C3. Esatto. Quindi, Esatto. quindi adesso... Allora, abbiamo detto che il piano del bianco in generale è F4. Sì. E la mia domanda è, giocheresti F4 subito oppure prenderesti prima contromisure per evitare la doppiatura in C3? Perché su Mm, F4 realisticamente lui giocherà alfiere per C3, no? sì. Sì, diciamo che la doppiatura qui non so se mi piace troppo. Non so se mi piace troppo. D'altronde però, se tolgo il cavallo, per dire, penso di muovere il cavallo da un'altra parte, non so, fargli fare C'entra. giri strani, così. Ah sì, beh, potrei rimuovere questo cavallo che è un ottimo difensore, potrebbe essere un'idea, però forse è troppo lenta, no? Perché lui fa in tempo a fare, non so, B6, alfiere B7 e quindi poi attacca 2 volte qui sopra. Però scusami, dopo... Sì, 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 sì. Cioè 1, Cioè 2, B6, sì. 3, 4, 5. Eh Lui sì. cattura in E4 subito, dici. Quindi Sì. questa non funziona. Alfiere di 2 strapassiva. Potrei cambiare il mio alfiere col suo cavallo, quindi no, niente, no, scherzo. Non mi piace neanche questa. Ehm, potrei... Che secondo eh, me, qua ti fermo, sì, perché a volte parti dai presupposti, uno parte dai presupposti, mi dà fastidio la presa in C3, però qua sei partito che vuoi evitare la presa in C3, però secondo me è che la posizione chiede F4, cioè ti stai rendendo conto che senza F4 non hai modo di è migliorare la vero. tua posizione. Se tu giochi F4 e lui gioca alfiere per C3, tu non puoi prendere di donna, Esatto. ma tu prendi di pedone, ma ora potrebbe essere un massacro sulle case nere, per esempio tu giochi E5, alfiere A3, alfiere D6, poi giochi C5 e tu gli muri vivo l'alfiere. Sono più deboli. Come fa a sfruttare i tuoi pedoni doppiati senza sviluppo? Fai finta che tu metti qua un alfiere. È finita. Sì, è vero. Fai finta che lui gioca B6, no? E5. A parte che non ha nemmeno case il cavallo. B6 per Sì. sviluppare il cavallo E5. Cioè, a parte, vinci sulle case nere perché vai a prendergli la torre, scusa. Per dire. Sì. Uno sfruttamento, no? Spazio e case nere. Se lui gioca D6, sviluppati, è più debole, sono più deboli questi pedoni o il pedone in D6? Secondo lo stato attuale delle cose, il pedone in D6 no? Non ha sviluppo per... Qua perde, no? Certo, è vero, è vero.
Questo è un disastro, no? Totale. Se gioca, situazione sostenibile probabilmente per lui. E quindi probabilmente lui deve darsi da fare, deve considerare spinte di rottura di 5 o 5. Su di 5 probabilmente posso prendere varie volte il pedone, il pedone centrale non è male. Lui ha giocato B5 che è molto interessante, perché qua la domanda: come reagiresti da bianco a B5? B5. Che è impresa, no? Un pedone è Sì. un pedone. Allora, se catturo, diciamo, mi libero della doppiatura, però gli apro la colonna A, però un pedone. È il pedone se catturi 2 volte, non se catturi una. Esatto, se catturo 2 volte, se quindi arrivo qui con la regina, però lui arriva qui con la sua e quindi diciamo non c'è quel discorso lì. Però non posso neanche far finta di nulla, no? Perché che cosa faccio? Che cosa posso fare? Posso progettare. Sto pensando a robe d'attacco, ma non posso ignorare questa roba qui. Perché se tu giochi E5, lui prima prende qui, poi sposta il cavallo in 5, no? Tipo. Cattura, cattura. Mazza, che Però è posizioni. forte, no? B5, no? Qua sta facendo sentire tutti i 2540 punti. È forte. Secondo te tu pensi che stia meglio il bianco oppure Ma come pensi in realtà il nero stia bene? no, penso che il bianco stia sempre bene, a patto che trovi ora cosa giocare e in modo preciso. Penso che stia sempre bene il bianco perché ehm, Che cosa giocheresti quindi? mamma mia, massacro. E diciamo che sta finendo il tempo per mossa, il Ok, tempo niente, medio per... catturerei senza pensarci. Ok, allora se catturi, lui cattura e ora non puoi più sviluppare l'alfiere in A3 alla colonna aperta. Esatto. Se prendi può addirittura, ci sono 2 pedoni in presa, ma magari lui prima sviluppa l'alfiere campo chiaro. Mhm. E addirittura ora hai più debolezze, il tuo alfiere non è granché, no? Sì. Sta meglio il nero. Sì. Ah, qua punto esclamativo. Alfiere A3, cosa ne pensi? L'avevo presa in considerazione, ma poi nel senso lui cattura comunque sempre in C4 con tempo sulla donna. Perché poi dici che qua poi nel finale, cioè lui sposta la torre, poi dici che comunque gioca alfiere B7, debolezza in C3, no? Sì, sì. Sì, però mosse silenziose, alfiere A3, B per C, tu donna di 4, cosa ne pensi? Donna di 4. Donna di Perché 4. mai riprendere il pedone C che limita la mobilità dei pezzi neri, limita la donna che non attacca C3? Ora una donna centralizzata fortissima, una dominazione sulle case scure. Cosa ne pensi? Sì, scusa Andrea, ma non riesco a trovare, nel senso, ok, adesso lui dovrà spostare la torre, no? Sì? E la Torre E8 sposta. tipo, no? Sì, esatto. Però E non poi dirmi... come facciamo valere la nostra superiorità? Alfiere di 6? Devi rivederti il corso di Arachiri, no? No, scherzo. No, questo è un compenso di lungo termine che non muove nulla. Esatto, mettiamo l'alfiere in D6, l'alfiere in F3. Noi possiamo, addirittura alfiere F3, possiamo fare un pawn storm alla di re. Lui è totalmente Ok. paralizzato, non ha nulla da fare. Cioè, prova a suggerire qualcosa per il nero. No, hai ragione che viste così in E modo. fai finta che lui gioca così, no? Sì, Alfiere F3, no? sì. Però non si sa mai, no? Deve fare alfiere B7 Alfiere prima che... B7. Ora, non so, torre B1, per dire, voglio raddoppiare. Non può mettere le torri in B8, non può muovere il pedone D,
Ora piano sull'ala di donna, piano sull'ala di re. Secondo me secondo me è un massacro, cioè proprio la distruzione. Sì, è Fai vero, è finta vero. che vuole attivare la magari andiamo tutto per un misero pedone, una sola unità di materiale. Eh sì, tra l'altro si Perfetto. sta per perdere il cavallo con G5. Sì, se fa H6 ci apre 10.000 meno. Non so, magari anche H4 prima. Se prova a creare una casella per il cavallo, non so se magari vogliamo già iniziare a incassare. O non so, magari... Eh sì, perché poi distruggiamo la Rocco, ma Sì, non sì. so, oppure giochiamo, oppure la torre intrappolata, no? Cioè, effetti collaterali della mancanza di spazio, prendiamo la qualità, poi dopo andiamo a prendere ogni singolo pedone che gli rimane. Questo era proprio un Harakiri, veramente, un vantaggio di lungo termine. Bella, bella, donna di 4. E qua lui giocato donna A7, fiere C5, donna C7, fiere C6, donna A7, alfiere C5 con offerta di patta. Adesso l'epoca con 2334 tiro contro 2542 basta alfiere di 6, no? Sì, Per sì. fare patta. Sì. Ovviamente bianco sta meglio, quindi l'idea giocare fino alla morte per vincere come un guerriero, come un gladiatore. Quindi anziché ripetere la terza volta con alfiere di 6, punto esclamativo e 5. Fatta, no grazie. Ma... Bianco sceglie con 200, più di 200 punti sceglie di giocare fino alla morte. Peccato che non sia chiaro fino alla morte di chi. È proprio un piccolo particolare che poi vedremo alla fine della partita, ma è un piccolo dettaglio. No, comunque in questa posizione anche contro Kasparov bisogna giocare, no? Perché non, già come guarda la posizione. Quindi E5, no? Cavallo D5, alfiere F3, no? Migliorando i pezzi. C'erano anche altre idee. Però adesso ti faccio la domanda nel momento critico. Fiere B7 ora F5 minando il cavallo, non può prenderlo perché Sì? cade il cavallo. Sì, se lui crede di recuperare quel pezzo, in realtà la torre è impresa. Ok. F5 punto esclamativo. Lui gioca dopo F5 gioca F6. Ma Ecco, come giocheresti da bianco? che mossi sono, ragazzi? Anzi, qua in realtà sì, perché vuole fermare i nostri pedoni. Qua, dopo aver guardato la posizione col computer, il computer gioca alfiere di 6 bloccando, torre 8, e poi gioca posizionalmente, semplicemente, non so. Fiera H5, ho un'idea, la torre intrappolata. Poi per F6 donna per alfiere E5. Anche solo questa semplice minaccia. Qua la posizione nera è completamente persa, non può prendere qui perché perde, no? Se gioca F per E5, torre per E5, sempre alfiere H5, non so se sei d'accordo che è una tragedia, no? La posizione nera. Sì. Però ok, qua ho sbagliato. Ho sbagliato, cioè non è che perdo, però qua gioco alfiere per D5 perché probabilmente non mi sentivo a mio agio con un pedone in meno, no? E quindi volevo di catturare il difensore del pedone in Ah, F6. ok. No, in realtà, scusa, in realtà alfiere di 6 torre 1 dava un attacco. Alfiere per D5 penso che sia buona dal punto di vista concreto, ma concettualmente non è granché. Allora, ti spiego un attimo la mia idea e poi dopo ti metto a pensare su ciò che è successo in partita. Allora, qua lui adesso c'è un interessante che dopo alfiere per D5 a lui ha giocato E per D5 che si chiude momentaneamente l'alfiere, no, non me l'aspettavo. Ora io ti dico un attimo quello che pensavo. Io avevo calcolato l'intermedia F per, no? L'ingorda F per portare via un pedone al bianco, no? E catturare in D5 la mossa dopo, no? Ora il nero ha pedone in più, l'alfiere in presa. Peccato che qua il bianco vince con F6, non so se sei d'accordo. Sei d'accordo, no? Che si vince perché F6, G6 e poi c'è il doppio, sì. o doppia minaccia, no? Non si possono sventare entrambe le Certo. minacce.
In più un'altra cosa che avevo guardato era che se cattura di alfiere, non so, prendo in F6, Sì? poi prendo in E6, poi prendo in F6 e qua non so cosa ne pensi, ma lascia un po' a desiderare, no? La posizione nera. Bella. Leggermente lascia a desiderare. Ok, però il bianco gioca a E per D5. Strana, veramente. Io prendo perché dico su G per, torre per, cioè su G per, donna per, vinco perché se prendi in C5 poi alzo la torre, no? Sì? Non ha difese. E qua la domanda è qua, sorpresa, torre 4. Ma... Va bene. Adesso qua la domanda è, prova a suggerirmi come giocheresti da bianco adesso. Dimmi la continuazione, le mosse candidate che considereresti, Allora, la cosa per cui useresti qui. donna F2 per mantenere la comunicazione con l'alfiere. Alfiere B6 per cambiare le donne. Però bisogna vedere se lui cosa fa con quella donna. Se può tipo spostarsi in situazioni più critiche, però sembrerebbe può andare in D6 e comunque devo continuare a mantenere il contatto con l'alfiere. Ci potrebbe essere uno scacco a caso, ma bisogna vedere Se dove serve. porta. Esatto. E niente, così ad occhio ti direi queste tre. Uno, due, queste due, non queste tre, queste due. E quale sarebbe la tua opinione finale? Adesso come siamo messi a pezzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penso che comunque anche su questa, per dire donna di 6, e comunque abbiamo la donna sotto e si prende il pedone e c'è un pedone in più. E anche su questa non so se si prenderebbe subito il pedone o se ha qualche tricky nell'aria che non vedo, che comunque sì, avrebbe poi un pedone in più, giusto? Quindi sa che nessuna delle due, tra virgolette, riesce a salvare il bianco. Di queste due che ho consigliato, poi magari c'è un'altra. Che dici, Andrea? Però alla fine qual è la mossa che giochi in partita? Se la dovessi giocare in partita? Sì. Forse questa qui, perché almeno qui magari tappi anche la torre. Forse questa. Alfiere Quale? B6. Alfiere B6. Che bello essere in compagnia nell'errore. No, scherzo. No, però in realtà ho giocato un'altra che non è... Ho giocato donna F2 che è meglio di alfiere B6 ma non è la migliore. Guarda, Ok. alfiere B6 non è granché, lui prende e lui qua cambia le donne e qua tipo gioca torre di 2, ma ora guarda questa minaccia di D4, che potenza. Cioè noi stiamo guardando il nostro schieramento, guarda all'improvviso le sue idee, vuole farsi Porca un pedone vacca. passato o prendere in C3. Porca Come vacca. faccio a difendere tutto? Se gioco F6 qua prende la qualità, crea un blocco e vince, no? Sì, sì. Entra con le 2 torri, si crea un pedone passato, no? E vincerà lui. Ops. Donna F2 va bene sotto alcuni punti di vista, ma non tanto, ma in realtà il problema non è tanto G per F6. Su G per F6 è un attacco fantastico, no? Poi ok, magari attacchi, puoi prendere F6. Il problema G per F6 è un altro, che lui ha un'altra mossa più potente, che apre l'alfiere che è di 4. Guarda che gioco, cioè adesso la vediamo un attimo di 4. Ma prima, ecco, guarda qua,
c'è mancato una mossa candidata. 2 punti esclamativi. Allora questo alfiere è paralizzato. Questi 2 punti esclamativi. F per G7. F per G7. Che cosa fa F per G7? Torre per regina? Alfiere per D4, sacrificio di lungo termine. Mizzica, ragazzi. Sì. Idea F6. Adesso quante unità di materiale abbiamo sacrificato? Più o meno 4 unità di materiali, tantissimo, no? Sì. Però guarda, questo pedone lo vincola, no? Cioè se lui potesse fare un blocco sulle case bianche ha completamente vinto, no? Ma non riesce l'alfiere a fare un blocco. Ma non può andare semplicemente con re in F7? Sì, però noi abbiamo l'ulteriore idea di torre, cioè torre 1, F6 e torre 7 per rimuovere il blocco. Madonna, ragazzi. Per esempio, re F7, F6, ho l'idea, torre E1 e torre E7. Cosa gioca qua? Certo, non può giocare torre 8, altrimenti andiamo a promozione. Madonna, No, ragazzi. giochiamo questa comunque. Devastante, no? Cattura, cattura. Sì, torre E7 a seguire. E poi G8, F7. Pazzesco, no? Mamma O mia. anche, non so, se fa D6 per sacrificare la torre e provare a pattare, magari addirittura possiamo fare torre 8, no? Poi qua a breve avremo 2. Mamma mia, ragazzi. Stavo guardando adesso donna C8. Stavo guardando in questo momento, però penso che dovremmo avere qualcosa. Cosa ne pensi di torre E7, 2 punti esclamativi? Se Torre gioca F7. re G8 o re ovunque, anche F7, no? Vinciamo. Se gioca torre per 7, F per E7, vogliamo mettere la torre in F8 e promuovere, no? Se gioca re per E7, torre F8, donna per F8, alfiere di 6 punto esclamativo. Mamma mia. Di 6, alfiere per di 6 punto esclamativo. Sì, e si vabbè. promuove a donna. Che roba, ragazzi. Bello, no? Che roba. No, non avevo visto, però è bellissimo. No, in realtà, guarda, in realtà lo posso calcolare se mi dici valuta questa posizione, ma la difficoltà è considerarla qui, no? E Cioè, considerarla, certo. la mosse candidate, no? L'ampiezza del calcolo. Sì, Sacrificio infatti di non lo vedo. donna a lungo termine. Sì, in realtà forse non so, in realtà è piuttosto a breve termine, no? Perché in realtà le minacce sono un paio di mosse, ma arrivano imparabili, no? Non è che devi... Cioè, per esempio, nel corso parlavamo anche di sacrifici di lungo termine di 10-20 mosse, no? Qua in realtà è abbastanza immediato, no? Confrontato con i... Mamma mia. E qua se lui gioca D6, F6, ora deve bloccare con la donna, torre E1, ora deve torre E7 vince, deve fare torre 8, Sì. presa, Doppio. F7, e qua può provare a creare una fortezza in questo finale di alfieri di colore contrario, che forse se gioca bene è pari, non so, tra la vittoria e la patta, perché sai che ci sono molte fortezze nei finali di alfieri, ma con quel pedone in G7, no? Il 3 contro 1 nell'ala di re, il mio re che può fare incursioni nell'ala di donna, prima di tutto deve arrivare fino a qui e poi deve soffrire molto ancora per fare patta, no? Posso fargli 100 mosse e andare alla caccia dei pedoni. Sì. Interessante, no? Bello. Ok, quindi qua... Sì, ho tanti piani qua. Allora... sì, invece ho giocato Donna F2. sì, qua ho giocato donna F2, qua ho fatto D4. E qua gli alfieri contrari in mediogioco bisogna avere l'attività. Qua la cosa migliore era alfiere per D4, ma dopo alfiere per D4, G per F6, tipo anche una cosa così, non è facile, no? Perché ora attività, ora controattacca G2. Sì. È possibile che stia meglio anche lui, magari, no? Sì. Non so, magari è pari, no? Gioco corretto. Se magari qua metti il computer adesso, i giorni nostri, dice parità, no? Però... È parità so. perché poi ti fa mettere la torre in G1, No, il computer dice alfiere H4 adesso. Non sembra per mettere... Per alfiere in G3. bloccare in G3. Mamma mia. Però non so, qua anche...
Anche torre 8 per andare in E2. Molto difficile, no? Molto, Donna, molto. donna C6. C'è il punto in G2 soffre, vero? Mamma mia. Sì. No, io ho giocato... Quindi qua dovevo giocare così, ma... Cioè, a volte quando la tendenza è sfavorevole diventiamo poco obiettivi e perdiamo il filo. Vero. E qua ho giocato F per G7, ma lui gioca donna per C5, F6, e ora sì che mi fa il blocco. Ora non ho pezzi che possono arrivare, no? Torre B1, alfiere C6, ora la vittoria del nero è imparabile. Ci perdi, donna di C4, dominazione su case chiari, ho tanti pedoni, ma non posso... Donna G3, torre 2, minaccia G2, torre F3, e ora inizia ad avanzare, perché se catturo in G3 poi cade G2, no? Sì. Torre F1, C2, donna H3, H5, evita catture cose varie. Torre G3, con idea di, insomma, rifare qualche minaccetta, torre G8, mantenendo il blocco. Mamma mia. Qua è perso, no? Torre G1, torre F2, ora Zugzwang devo muovere un pezzo, cioè devo muovere, cioè qualunque cosa muovo devo togliere difese da G2, no? Torre H4 e ora matto in poche. Come fa il nero a dare matto in poche? Combinazione nero che chiude. Nero che chiude. Aspetta, dammi un attimo. Il nero che chiude. Sì. Allora, sicuramente c'è anche la promozione di mezzo. Promozione, torre per... Sì, promozione, giusto? Meglio se tutto con scacco o Meglio, quasi. giusto, giusto. Allora, prima scacco di torre. Quindi, scacco di torre, torre per G2. Sì, non è scacco, ma è praticamente Sì, no? sì, esatto, esatto. Torre, torre, donna, torre, donna. Giusto? Esatto, e vince. Torre per G2, 2 punti esclamativi. Resign. Yay, abbandono. Mamma mia. E alla fine, per via che la fortuna aiuta gli audaci, no? Qua. È vero, è vero. Invece non ha rifiutare fatta, non è stato Non aiuta premiato. chi rifiuta fatto. Comunque è stato molto solido dopo, vero? Però sì, però è bella, no? Innanzitutto non prendere in D5 una volta che prendo, entrare in questa continuazione concreta ed è devastante, no? Mamma mia. Sì. Poi non so cosa ne pensi, molto interessante, no? Comunque Bello. anche le valutazioni. E poi se magari questa partita sarà piaciuta ai nostri ascoltatori, potremmo proporre la rivincita venuta qualche anno dopo. Ah, interessante. Ma che tu ricordi, Andrea, questa poi l'avevate analizzata insieme o... Sì, penso di sì, sì, mi sembra di sì. Ok, ok. Sembra... Sì, credo di sì, sì. Infatti aveva detto che non si era trovato molto bene prima, no? Però... Ok. Infatti non capisco quelli che dicono che gli piace dire che stavano sempre meglio così, che problema c'è a dire che uno stava peggio, no? Ogni mossa cambia la valutazione, È no? vero. No, alla fine non c'è nulla di male, non sta peggio, non sta male. No, è stato simpatico lui, sì, però ok. Ma penso che poi una volta si perde, un'altra volta si vince, ma forse alla lunga magari se in 100 posizioni così, no? Cioè magari questa qua ha vinto il nero, ma in 100 posizioni così, su 100 partite è più facile fare più del 50%, no? Se si rifiuta 100 volte fatta, no? Quindi certo. oltre a continuare a giocare statisticamente per la crescita del lungo termine aiuta. Certo. Bene Andrea, grazie per questa splendida partita, veramente bellissima, e anche quello che poteva essere è stato anche quello interessantissimo. Grazie a te. Bene, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!